Angelica Lubian, cantautrice udinese, vincitrice di moltissimi premi, ben trovata qui alla Fiera Quattro Passi. Ciao Patrizia, ciao a tutti, è bellissimo tornare qui in questa provincia bellissima e con una giornata splendida come questa, in questa bellissima occasione. Tu sei una delle protagoniste del concerto di oggi, del 1° maggio che comincia in questi minuti. Raccontiamo prima chi sei però. Cantautrice friulana, vengo da Udine, quindi comunque non distante da qua, ho pubblicato qualche disco, 3 dischi nello specifico, l'ultimo si chiama E che Dio ce la mandi buona, questo pomeriggio mi esibisco con la mia band, quindi Luis Armato alla chitarra, Alessandro Scolza alla tastiera e Alessio Benedetti alla batteria. Ho in piedi tantissimi progetti, tra cui un duo con un contrabbassista, un altro duo con un chitarrista cantautore, insomma ci sono tante cose che bollono in pentola e mi diverto con la musica nella vita. Quando hai cominciato a fare musica, Angelica? Probabilmente da piccolissima davanti allo specchio mentre mi pettinavo, mi lavavo i denti, però in realtà appunto più seriamente verso i 17-18 anni, quando ho preso in mano una chitarra e ho cominciato a scrivere le mie canzoni. Precedentemente già suonavo, cantavo in ambiti un po' più di cover, insomma musica di altri. Poi ho capito che la mia strada era scrivere e lì effettivamente è cambiata la mia percezione nei confronti della musica e di quello che voglio fare e si è aperto un mondo. E sei arrivata fino a qua, quindi scrivi musica in italiano e anche in inglese. Qual è il tuo sound? È un pop rock cantautorale, però con tante influenze che possono andare dal pezzo più divertisement a quello un po' più puncheggiante, al valzerino, al pezzo più tanghero. Mi piace spaziare e scrivere quello che mi viene senza pensarci troppo, ecco. La classica domanda a un cantautore o un autore in generale, da dove viene la tua ispirazione? Allora, in passato ti avrei detto probabilmente dalle situazioni più arrabbiate, quindi dalle frustrazioni, dalla rabbia da esprimere in qualche maniera, appunto utilizzare la musica come detonatore. Benché io sia una persona molto vivace, sorridente, però quello era un po' uno sfogo. Adesso c'è più un discorso di riflessione su quello che viviamo, la vita in generale, le esperienze, non c'è niente di specifico, però magari insomma sono un po' più calma. Senti, Angelica, il classico romanticismo della musica italiana c'è nei tuoi pezzi? Sì, però non ho mai scritto la parola amore in una canzone e quindi questa è una cosa un po' particolare. In inglese love lo dico, in italiano non lo so perché, eppure io sono molto innamorata, quindi insomma probabilmente non riesco a esprimerlo così con la musica in maniera felice come lo faccio nella vita, però arriverà anche la parola amore. Sì. E la parola rivoluzione? Rivoluzione nelle canzoni, forse qualcosa di simile, però non proprio la parola rivoluzione, ce ne sono di molto arrabbiate e anche ribelli in senso positivo, ce ne sono rivoluzione in senso di costruzione, c'è. E la parola lavoro? Lavoro, sì, sicuramente adesso dovrei fare uno screening dei miei testi. La parola lavoro, c'è una canzone che tratta proprio un'esperienza lavorativa, si chiama Mercenaria, però aveva a che fare con l'ambito diciamo enogastronomico, quindi non aveva niente a che fare con qualcosa di volgare, diciamo. È stata un'esperienza bella che però mi ha lasciato appunto delle cose da scrivere. E comunque la musica per me è vita, amore e lavoro e mi piace riuscire a trasformare la mia passione in lavoro, quindi comunque c'è sempre il lavoro ma visto come una cosa bellissima
da vivere con allegria, benché sia molto difficile, perché comunque ogni giorno mi scontro con delle difficoltà che sono le stesse di tutti i lavoratori, con difficoltà alle volte magari insormontabili, però vado avanti comunque e con il sorriso, perché è un lavoro bellissimo la musica. Prima parlavi delle difficoltà, non posso non farti questa domanda, essendo tu una donna, una giovane donna. Nel mondo della musica, com'è essere donna? Che cosa vuol dire? Quali sono appunto le difficoltà che incontri? Se ci sono delle discriminazioni anche. Ma diciamo che ci sono delle donne bravissime, però appunto riuscire a essere percepita come un artista, quello è difficile, perché nella mentalità generale l'artista, il musicista è uomo. Quindi se una donna riesce ad arrivare proprio a livelli eccellenti è impossibile non riconoscerla come tale. Poi dall'altro canto ci sono sempre delle coincidenze magari ogni tanto spiacevoli, come fraintendimenti che si creano proprio per un discorso di mezzucoli vari, che appunto uomo-donna, no? E cose un po' spiacevoli, però che capitano a tutte in ogni ambito. Nella musica probabilmente il musicista è più uomo, quindi sono capitate le cose. Io fortunatamente ho la corazza addosso, quindi non mi sono mai invischiata in cose difficili e strane da gestire. Angelica Lubian, vuoi suonarci un pezzetto di una tua canzone adesso qui? Per chi non vedrà il concerto, non ascolterà il concerto, allora sentiamo Angelica Lubian. Che cosa ci suoni? Allora, penso che farò Nosferatu, che è una canzone appunto di quelle un po' arrabbiate, però con una vena sempre ironica, perché mi piace prendere alla leggera anche le difficoltà, appunto come ti dicevo prima, e si chiama Nosferatu. Parla di questo principe della notte che però al mattino vedrà il sole, quindi insomma sarà una situazione difficile per lui. Nosferatu. Le bonjour, on le voit depuis le matin, on le voit depuis le bonjour, on le voit depuis le matin. Nosferatu, hai frugato per scoprire le debolezze, infilandoti irresistibile. La ragazza vuole troppo dolci labbra, più ne parlo meno dico non rispondo. Morso dopo morso arriva marzo, morso dopo morso io mi alzo, ti divoro e mi rigenero al buio. Mi conduci sopra il monte degli ulivi per estrarre l'essenza vitale, razziando il respiro, scrutando le vene. Porto sempre con me un paletto di legno di frassino da conficcare nel cuore mentre allestisci l'altare. Splende il sole sui miei cipressi. Le bonjour on le voit depuis le matin, on le voit depuis. Il buongiorno si vedrà dal mattino. Le bonjour on le voit depuis le matin, on le voit depuis. Il buongiorno si vedrà dal mattino. Brava, bravissima, bravissima. Mini, Angelica Lubian, grazie per essere stata qui con noi e buon concerto, come si dice in questi casi? In bocca al lupo. Viva il lupo. Sempre. Grazie a te, ciao. Ciao.